richiesta di Zaia e degli altri governatori parametri uniformi per giudicare le regioni, confermato l'abbassamento della soglia dell'R con T, congelata al momento l'incidenza di positivi ogni 100.000 abitanti che avrebbe posto il Veneto in zona rossa. Guardia di Finanza impegnata nel monitoraggio di cambi di proprietà di bar e ristoranti di Venezia, Confesercenti Veneto con la crisi alto rischio di infiltrazioni. Vacciniamoci, è l'unica alternativa al Covid, parla il figlio medico del primo camice bianco morta per Covid in Veneto, dopo 9 mesi si fa vaccinare per ricordare la mamma. Si è spento Ivone Pitteri, conosciuto e stimato in Riviera, aveva 60 anni, da 40 gestiva il locale La Taverna del Brenta a Oriago di Mira. Morti quasi triplicati per Covid rispetto a marzo, la testimonianza di un'agenzia funebre di Mira con gli angoli della città tristemente tappezzati di epigrafi. Si deve scusare così Zaia l'assessore Donazzan dopo la bufera per aver cantato Faccetta nera alla zanzara. Se qualcuno si è sentito offeso, me ne scuso, dice l'assessore, ma è un caso montato dalla sinistra. L'Umanareie batte Reggio Emilia, coach del Raffaele, siamo resilienti così come lo è la nostra città. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli di oggi, ma in primo piano il report regionale. Sono 1896 nel Veneto nelle ultime 24 ore i positivi in più. Per quanto riguarda Venezia sono 470, 2986 invece i ricoverati in area non critica, 394 le persone che si trovano attualmente ricoverate in terapia intensiva nel Veneto. Ed ora il sondaggio che vi proponiamo oggi, che è social, giusto bloccare Trump? Se siete d'accordo componetelo 0422162691, se non siete invece d'accordo lo 0422162690. Al termine invece della nostra trasmissione Ring, l'esito di questo sondaggio. Ed ora parliamo invece del punto di Zaia, dalle misure del prossimo DPCM alla validazione dei test rapidi da parte del Ministero della Salute. Ci deve essere una voce univoca sulle misure. Questa è la richiesta avanzata dai presidenti di regione durante l'incontro con i ministri Boccia e Speranza per discutere dei contenuti del prossimo DPCM. Tra i temi affrontati anche quello dei parametri che dovranno essere presi in considerazione per delineare la nuova geografia di rischio del paese. Se da un lato viene confermato l'abbassamento della soglia dell'R con T, dall'altra sembra al momento congelata l'incidenza di positivi ogni 100.000 abitanti. L'incidenza è un fatto scientifico, ma funziona se tu decidi che tutte le regioni fanno una percentuale di tamponi sulla popolazione, su quel campione di popolazione a quel punto puoi mettere in linea le incidenze. Se i dati non sono uniformi, tu non puoi paragonare i dati di una regione con un'altra. Durante il punto stampa ampio spazio è stato dedicato alla validazione da parte del Ministero della Salute dei test antigenici rapidi, una vittoria per il Veneto che da mesi chiedeva che lo strumento venisse preso in considerazione nel calcolo delle positività. Quello che noi abbiamo approcciato in Veneto come diagnostica sia assolutamente in linea con questo documento, anzi, se posso permettermi di dire, l'abbiamo un po' anticipato. È il padre dei tamponi rapidi, il coordinatore delle microbiologie del Veneto Roberto Rigoli, a spiegare la circolare del Ministero. La differenza tra i test al momento utilizzati di prima, seconda e terza generazione, ma il Veneto sta sperimentando un nuovo strumento di ultimissima generazione che dà una risposta in appena 3 minuti, come abbiamo già anticipato ieri sera mostrandolo nel nostro telegiornale in anteprima. Visto che siamo di fronte ad un virus respiratorio che non rimane in latenza, spiega Rigoli, è fondamentale la tempistica e la frequenza con la quale si fanno i test. Io posso averlo negativo, il test sia in molecolare che antigenico, quel giorno, dopo 2 giorni mi viene positivo, anche dopo 8 ore. Guardate che la letteratura dice meglio
indagini più frequenti che andare a puntare sulla sensibilità del metodo. Intanto sul fronte ricoveri il trend continua a dare segni di miglioramento, anche se la pressione permane importante. C'è una timida tendenza che abbiamo ormai da 5 giorni in calo sia su terapie intensive che in area non critica, commenta Zaia. Stamane erano 96 posti letto in rianimazione liberi, 50 ricoveri in meno al giorno in area non critica. Questa è la fotografia scattata da dottor Flor, a cui spetta replicare alle dichiarazioni rilasciate dal professor Crisanti, che in un'intervista ha parlato di una incongruenza tra il numero dei decessi e quello dei ricoverati in terapia intensiva. Ma non è che muoiono solo in rianimazione, guarda che si muore anche nei reparti di malattie infettive, delle subintensiva, nei Covid hospital, si muore a domicilio, si muore in casa di riposo. Bar, ristoranti e alberghi veneziani in crisi per la pandemia rendono sempre più tangibile il rischio di infiltrazioni malavitose e di riciclaggio di capitali nelle nuove proprietà. Ci sono degli alert molto chiari anche sul numero di aziende che incomprensibilmente, non solo quelle cinesi, ma anche molte aziende italiane, nuove società che si sono iscritte alla Camera di Commercio, e cioè noi assistiamo a un saldo positivo anziché negativo di aperture di imprese. È una situazione di allerta quella che sta vivendo Venezia, fenomeni già presenti da diverso tempo che stanno però subendo un'ulteriore accelerazione a causa della crisi innescata dal Covid. La presenza di attività gestite da cittadini cinesi, ad esempio, passata in 30 anni da poco più di una quarantina a quasi 900 attività, rappresenta uno dei fenomeni più evidenti sul quale è impegnata a fare chiarezza la Guardia di Finanza con un'ampia azione di monitoraggio dei cambi di proprietà. È molto complicato, in particolare per quanto riguarda l'acquisto dei cinesi, perché non ci sono trattati che consentono all'Italia di verificare la provenienza e i soggetti che acquistano, se questi sono residenti in Cina. Quindi in tutte le situazioni di difficoltà economica c'è un gravissimo pericolo della criminalità organizzata. Un fenomeno in cui il rischio è anche quello di infiltrazioni della malavita italiana che si concentra su bar, alberghi e ristoranti, attività dai bilanci floridi legati al turismo, in improvvisa difficoltà con le restrizioni imposte dal coronavirus. Non sono in grado di far fronte alle difficoltà che purtroppo questa pandemia sta provocando e che ci accompagnerà ancora per diverso tempo. A fronte a queste difficoltà si vedono costretti, per evitare il fallimento, di cedere e di vendere le proprie attività. Il vaccino l'unica alternativa al Covid, parole del figlio medico del primo camice bianco è venuto a mancare per Covid in Veneto. Questo grafico è l'andamento di quanti pazienti positivi attualmente ho in gestione e non ha bisogno di commenti, si vede da solo l'andamento della curva, il contagio in costante aumento e fortunatamente adesso abbiamo a disposizione questo vaccino e speriamo quindi di poter vaccinare quante più persone nel più breve tempo possibile. Lui è il dottor Rafi El Mazlom, 36 anni, medico di origine siriana di Mira. È il figlio del camice bianco di medicina generale venuto a mancare per Covid in Veneto. Il primo era il 9 aprile 2020. La sua mamma, la dottoressa Samar Sinjab, 62 anni, veniva sottratta alla sua famiglia dal virus. Il bastardo, lo definisce lui, che esattamente a distanza di 9 mesi dalla scomparsa si è fatto vaccinare anche per ricordare l'amatissimo genitore. Mamma sicuramente fosse stata con me non avrebbe visto l'ora di vaccinarsi anche lei. Diciamo che speriamo che ci sia qualcuno da sopra che veglia. Non è un bel periodo, diciamo, un periodo molto duro. Guardia medica all'ospedale di Dolo, nonché medico legale, ha deciso di non abbandonare i pazienti della mamma e di continuare a seguirli esattamente come avrebbe fatto lei. Le dico solo che quando l'abbiamo ricoverata quel sabato, pareva fosse 6 o 7 di marzo, l'ultima parola che mi ha detto era: mi raccomando, pensate ai miei pazienti, non dire a nessuno che sto male perché tanto torno a casa presto.
Ora nel vaccino ha la possibilità di poterci riabbracciare e baciarci come un tempo, dice. Nel vaccino la dolcezza e la professionalità della mamma che ha sempre curato i suoi pazienti affetti da Covid. Ci sono altre alternative. Abbiamo un vaccino che dalla letteratura che abbiamo dovrebbe funzionare. Effetti collaterali non dovrebbe darne. Secondo me è molto più rischioso non vaccinarsi e prendersi il Covid che fare un vaccino. Ed è improvvisamente venuto a mancare il noto ristoratore di Oriago Ivone Pitteri. Avrebbe compiuto 60 anni, il prossimo aprile il Covid se l'è portato via in meno di 3 settimane. Non ce l'ha fatta Ivone Pitteri, il notissimo ristoratore della taverna Brenta, Oriago di Mira. Il Covid ha preso anche lui a 59 anni appena, si era ammalato a Natale. Un uomo generoso e solare, sempre disponibile nei confronti del prossimo, un punto di riferimento per la comunità. Lo ricorda così il sindaco di Mira. Una persona semplice, un grandissimo lavoratore, dice la gente insieme agli amici commercianti del posto, caduti in un profondo sconforto per l'improvvisa e inaspettata scomparsa. Lascia davvero un grande vuoto e Oriago è proprio in lutto. Una persona molto molto brava, se n'è andata e noi abbiamo veramente il cuore spezzato. Con il cuore spezzato anche la sua famiglia, con la moglie Loredana e i 3 figli, Claudia, Gianmarco e Alessandra, che lo hanno salutato così. Il nostro papà Ivone è andato in cielo. Grazie ad ognuno di voi con il cuore per il vostro sostegno e le vostre preghiere in questo periodo atroce. Abbiamo lottato insieme sperando fino alla fine. È una sconfitta dura da accettare. Quello che Ivone ha lasciato nel profondo di noi stessi non morirà mai. Perché era una persona vera, proprio vera. Mi dispiace tantissimo. Ciao Ivone. Morti quasi triplicate per Covid rispetto a marzo, così da un'agenzia funebre della Riviera del Brenta, con gli angoli della città purtroppo tristemente tappezzati di epigrafi. Morti triplicate rispetto alla prima ondata di febbraio e marzo, ci dicono i titolari di un'agenzia di onoranze funebri della Riviera del Brenta. Per quanto riguarda la nostra zona, marzo-aprile dell'anno scorso non eravamo a questi numeri, infatti vedevamo da fuori la situazione, quasi increduli. Quindi i numeri li abbiamo visti moltiplicati in questi ultimi 2 mesi. Restiamo basiti anche noi osservando la vetrina delle pompe funebri. Contiamo più di una trentina di epigrafi con le date dei decessi risalenti per lo più tra fine dicembre e i primi di gennaio. Per quanto riguarda la mia esperienza ormai di 15-20 anni, posso dire che un periodo come questo non si è mai verificato. A Mestre, in piazza Ferretto, come a Oriago di Mira, le gremite foto dei defunti si susseguono una dietro l'altra, non lasciando quasi neanche più spazio nell'aria. Qui qualcuno ha scritto anche una breve biografia con tanto di dedica e di riconoscenza ad uno dei cari estinti. Basta girare per i paesi, si vedono il numero di epigrafi che sono affissi ai muri e si capisce la situazione che non è una situazione di sicuro normale, e soprattutto in questo periodo, in questi ultimi 2 mesi. E poi c'è l'ulteriore sofferenza nel tormento della crisi economica. Ci sono diversi casi che si presentano dicendo guarda che non abbiamo la disponibilità di poter pagare il funerale, quindi questa è una domanda che prima io sono 20 anni che faccio questo servizio, non mi era mai stata posta. Con le onoranze funebri che in alcuni casi anticipano l'intera spesa o la direzione onorate che vengono segnate mensilmente come una volta nel quaderno, con i funerali che ora, in alcuni casi gratuitamente, si possono seguire pure via streaming. È servito d'aiuto e da sostegno ed è un servizio che servirà anche in futuro, in quanto la famiglia può avere dei familiari che abitano all'estero e saranno impossibilitati comunque a venire e potranno seguire la cerimonia direttamente da casa. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri notiziari. Ed ora la notizia che abbiamo letto nel Veneto, la notizia dell'agenzia ANSA che riguardava l'assessore Donazzan che diceva che non compariva più sui social e il suo profilo non risulta più su Facebook e Twitter. La decisione sarebbe legata dall'aver intonato Faccetta Nera alla radio, uccisa da Facebook & Co, commenta all'ANSA, si chiama Polizia Etnica del Pensiero. In realtà insomma sembra che appunto
anche secondo quanto riferito dall'assessore Donazzano, non è stata bloccata, ma le è stato inibito ogni nuovo post e lei quindi avrebbe rimosso il profilo, tutti i profili. E continuiamo a parlare del caso Donazzan, perché appunto nella bufera l'assessore regionale, che in radio, come avete sentito, ha intonato la canzone fascista Faccetta Nera, deve scusarsi. C'è il presidente del Veneto Zaia, lei lo fa nel pomeriggio ma contrattacca caso montato. Faccetta nera intonata alla radio. Elena Donazzan, assessore regionale alla formazione e al lavoro, nella bufera. Ci scherza su, sdrammatizza, poi si scusa, ma il centro-sinistra vuole la sua testa. La trasmissione è La Zanzara su Radio 24, Giuseppe Cruciani gliela fa canticchiare. Volevo già iniziare con la canzone. Vai, canta subito. Tanto ormai. Faccetta nera, bella vicina, aspetta e spera che già l'ora si avvicina. Poi non me la ricordo tanto. Ma come bene. non te la ricordi, scusa? Cioè, no. Una come te, così, come dire, no, attaccata al ventennio, nostalgica. L'esponente di Fratelli d'Italia non si sottrae alle domande dei conduttori. Però io dico, Elena, tra Faccetta nera e Bella Ciao tu non hai dubbi. Neanche uno, ma come ho detto, cioè, nelle case uno cantava una cosa, uno cantava l'altra. Ho capito, ma tu oggi... Che non erano esattamente uguali però. Una è una canzone di libertà, l'altra è una canzone legata alla tirannide. Il caso monta e in conferenza stampa il presidente del Veneto Luca Zaia prende le distanze. L'assessore si deve scusare quantomeno, visto e considerato che stiamo parlando, e conosco la sua sensibilità e quindi immagino che non so, magari ha già provveduto, lo farà. Faccetta Nera riprende purtroppo un periodo storico buio della nostra storia. Conoscete le mie idee e penso che siano doverose le scuse, dopodiché prendo atto di tutte queste richieste, ne ho tutti i giorni di queste richieste. Le scuse di Donazzan arrivano nel pomeriggio, seppur soppesando le parole e contrattaccando. Sto subendo minacce e insulti, pazienza, commenta l'assessore. Non accetto però lezioni sull'approccio che l'Italia tutta dovrebbe avere sul secondo conflitto mondiale. Va assicurata la dignità e la memoria di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita durante la guerra civile tra il 43 e il 45, continua. Se a sinistra, tra i pochi che condividono questa necessità, qualcuno si è sentito offeso, me ne scuso. No alle strumentalizzazioni, termina, accusando proprio la sinistra di perdersi in polemiche sterili invece di occuparsi della pandemia. Non si scherza sulla guerra in Abissinia, così dura la presa di posizione del PD Veneto, che chiede le dimissioni dell'assessore Donazzan. Si possono esprimere le proprie idee, ma certamente non si può scadere nell'apologia di fascismo. Noi chiediamo le dimissioni dell'assessore alla pubblica istruzione della regione del Veneto. È imperdonabile, non è una goliardata, non si scherza su questo. Tra l'altro a me risulta che in Italia ci sia ancora un reato che si chiama apologia di fascismo e come dire, vorrei ricordare all'assessore che 270.000 etiopi alla faccia dell'Abissinia hanno perso la vita per l'intervento che all'epoca facemmo noi come Stato guidato dall'allora Benito Mussolini. Ed ora invece vi ricordo il nostro sondaggio di questa sera, social, giusto bloccare Trump. Se siete d'accordo componetelo 0422 16 26 691, se invece non siete d'accordo lo 0422 16 26 690 durante la nostra trasmissione Ring l'esito di questo sondaggio. Siamo alla cronaca, ladro seriale scoperto dai carabinieri di Cavallino Treporti, in casa aveva la refurtiva tutta sequestrata. Una tanica con 5 litri di benzina, una scatola con un pregiato sigaro cubano, un cofanetto di musica lirica e 9 batterie generalmente utilizzate per i lampeggiatori dei cantieri stradali. È quanto trovato dai carabinieri a casa di un 41enne di Cavallino Treporti. Tutto materiale rubato, quindi sequestrato. I militari hanno identificato il 41enne come sospetto autore di un furto avvenuto a dicembre, per cui era già stato denunciato. Di qui è scattata la perquisizione domiciliare, con l'ipotesi che fosse coinvolto in altri colpi e infatti è stata trovata altra refurtiva. A quel punto è stato denunciato nuovamente. Siamo allo sport, l'Umanareie batte Reggio Emilia, coach De Raffaele, siamo resilienti così come lo è la nostra città.
L'Umana Reyer ha dato ancora una volta prova di grande solidità, battendo Reggio Emilia nell'ultimo match della 15ª giornata di Serie A, con il risultato finale di 95-75. Una vittoria che contribuisce a inserire i ragazzi di coach De Raffaele per la 9ª stagione delle ultime 10 a disputare le Final 8 di Coppa Italia. Una vittoria importante perché ci conferma comunque con questa qualificazione alle Final 8, una qualificazione che, come ho detto ai tuoi colleghi, è una qualificazione molto importante per come è arrivata, non solo perché è la 9ª partecipazione in 10 anni, e questo vuol dire avere un club che sono 10 anni che sta comunque a altissimo livello, ma perché viene dopo veramente una tempesta assurda che ci ha colpito negli ultimi 2 mesi, dalla quale stiamo pian piano uscendo. Quindi rispetto a tutto questo credo che sia una qualificazione con un gusto veramente molto dolce e conquistata sul campo con 4 vittorie nelle ultime 5 partite, e anche un po' il simbolo di quanto resiliente è questa squadra, quanto resiliente è un po' anche questa città, quanto nonostante le avversità si cerca sempre di combattere, di non abbassare la guardia, di non lamentarsi e di andare avanti. E vi ricordo questa sera la nostra trasmissione Ring, ospiti Roberto Rigoli, direttore microbiologie del Veneto, Alberto Villanova della Lega, Federico Capraro, presidente Ascom Treviso, Giacomo Possamai del PD, Walter De Cassane, presidente Federalberghi Belluno, Alberto Cottardo, la Zanzara. Ovviamente nel corso della trasmissione l'esito del sondaggio che vi abbiamo lanciato oggi nel corso del nostro telegiornale, e questa era la nostra ultima notizia. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al Meteo. Temporanea stabilità sul nostro territorio, bel tempo dunque, ma sempre con un clima piuttosto rigido. Il dettaglio di martedì 12 gennaio. Sul Veneto precipitazioni assenti, avremo un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà poco nuvoloso con ampi spazi di sereno e alcune fasi di nuvolosità. Nelle ore più fredde non si esclude anche qualche occasionale banco di nebbia in pianura. Qualche fiocco di neve sulle Dolomiti settentrionali alla sera. Clima molto freddo, come detto, con temperature minime sotto lo 0 ovunque, valori massimi compresi invece tra i 2 e i 4 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole su tutti i settori, solo con qualche velatura e locali addensamenti, ma saranno del tutto innocui. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 3-5 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, poche novità, asciutto e soleggiato anche qui su tutti i settori, con cielo sereno, locali nevicate a bassa quota sui settori di confine. Temperature minime sui -3, -2 gradi, massime invece sui 3 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.